Basta! Oh, il Veneto! È il vin del presidente, anzi del governatore. Presidente della provincia, ministro e ora anche governatore, anzi governador. Luca Zaia piglia tutto e conquista la poltrona più alta del suo Veneto. Una Lega oltre ogni aspettativa, quella che trionfa alle regionali, che vola al 35,2% e vince il derby con il PDL con 10 punti di vantaggio. Un risultato questo che il Carroccio aspettava da tempo. Noi avevamo il 3,9% nelle politiche del 2006. Abbiamo avuto un bel risultato nelle ultime politiche del 2008, oggi cresciamo di più. E lui cresce fino al 60%, un autentico plebiscito, record assoluto di consenso in Italia. Ma prima di lasciarsi andare ai festeggiamenti è bene ricordare gli obiettivi. Noi già guardiamo domani 4.882.000 veneti che debbono avere risposte. Per noi l'unica parola, l'unica missione che abbiamo è federalismo. Se questa regione non avrà una stagione delle riforme inaugurata, federalismo fiscale e fare in modo che le tasse restino a casa nostra, la partita è chiusa. Chiusa è anche la partita con gli alleati, l'unica sfida incerta di queste regionali. E un sorpasso come quello della Lega sul PDL peserà sugli equilibri interni alla maggioranza. Chi vince ha il diritto di governare e deve mettere in riga tutti i perdenti. Se i colleghi di maggioranza sono stati presi un po' a pesci in faccia dai propri elettori, vuol dire che ci sono delle cause ben precise. Le lotte intestine che sono nate in quel partito hanno penalizzato certamente il voto. E adesso che Palazzo Balbi si tinge di verde, la Lega comincia a togliersi i primi sfizi, come quello di aprire festeggiamenti ufficiali rigorosamente in dialetto. E come se puoi parlare in Veneto? Siamo in Veneto, siamo un popolo, abbiamo una storia lunga, 10 secoli, credo che dovremmo parlare in Veneto. E quando il risultato è ormai certo, il quartier generale della Lega di Treviso si trasforma in una vera festa di paese. Soppressa, casatella, storione, frittura di pesce, un menù tutto made in Veneto. In onore a Zaia che finalmente ci dovrebbe aiutare ad andare avanti e uscire da questa crisi. E di certo non possono mancare fiumi di prosecco, 3.000 bottiglie tanto per cominciare. Troppo poche probabilmente. Con il consumo che sta andando avanti adesso, forse troppo poche. La festa prosegue fino a tardi e tra un brindisi e l'altro il neogovernatore ribadisce la decisione di lasciare il ministero, a conferma del fatto che per i leghisti il Veneto viene prima di tutto. Che significa Veneto libero!